Straordinari miracoli eucaristici in Brasile. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di due miracoli eucaristici che si sono verificati in Brasile. Il primo è accaduto in un santuario dedicato a San Michele Arcangelo l'11 dicembre del 2020. Era in corso la celebrazione della Santa Messa quando a un certo punto, al momento della consacrazione, sull'ostia è apparsa, come potete vedere dalle immagini, una croce di color rosso sangue, e pare che sia proprio sangue umano quello che si è configurato, è apparso, insomma, si è manifestato su quest'ostia. Tra lo stupore chiaramente generale, l'adorazione generale, l'ostia è stata poi, al termine della messa, collocata sull'altare, ecco, in uno stensorio per l'adorazione eucaristica. Chiaramente è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per verificare l'autenticità di questo straordinario miracolo. L'altro miracolo di cui vi volevo parlare, accaduto sempre in Brasile, è avvenuto il 15 agosto del 2016. Siamo nella località di Pangaré, nel Mato Grosso. Era in corso la celebrazione per l'assunzione della Beata Vergine Maria. A un certo punto, anche qui durante la consacrazione dell'ostia, il sacerdote si è reso conto che da essa usciva del sangue, e subito ha messo l'ostia nella coppa che appunto viene utilizzata nel corso proprio della consacrazione, no? Della Pisside. Però ecco che praticamente l'ostia non è scesa nel fondo del sacro calice, ma è rimasta in aria, iniziando a fluttuare. Dall'ostia, come potete vedere nelle immagini, scendono anche delle gocce di sangue che raggiungono il calice, e chiaramente facendone aumentare la quantità, no? Perché il sangue si deposita sul fondo del calice e il livello del sangue tende ad innalzarsi. Il prete ha cominciato a sentirsi male per lo stupore. Sull'altare vicino a lui si trovava una suora missionaria ad aiutarlo nella celebrazione al posto dei chierichetti, e subito è accorsa di fronte al malore del sacerdote, e l'ostia è rimasta esposta fino alla mezzanotte nel Sacro Calice, e tutti coloro di quella cittadina che erano fervorosi credenti e praticanti, e anche coloro che erano un po' scettici, sono comunque andati a vederla, ad adorarla. La fotografia che vedete è stata scattata dalla suora, che ha visto tutto, e l'ostia è stata inviata alla Santa Sede per essere analizzata. Vogliono vedere se il sangue che da essa è grondato è compatibile con quello di altri miracoli eucaristici un po' sparsi in tutto il mondo, in cui il gruppo sanguigno, in genere quello del AB, noto come ricevitore universale. Quindi ecco, ringraziamo, lodiamo il Signore perché ci sta dando dei segni
inequivocabili della sua presenza reale tra noi, non solo durante la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche nei nostri cuori, se noi gli permettiamo di entrare e di possederci con la sua pace. E anche quando preghiamo, no? Perché il Signore ha detto: là dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che mi avete prestato, che mi prestate sempre, che Dio ci benedica, che questi miracoli eucaristici possano essere l'auspicio di tante nuove conversioni e rendere sempre più fervorosa la preghiera e la fede di chi già crede. Vi saluto carissimi, che Dio ci benedica attraverso questi grandi segni che ci sta dando attraverso il Figlio suo. Grazie carissimi, al prossimo video.